La firma russo-americana del trattato START 2, entro il 2003 cancellate 17.000 testate nucleari. Stasera a Parigi il saluto di Bush a Mitterrand. Italia sotto zero, tutto il sud assediato dalla neve. La Germania costruisce un nuovo muro, sbarramenti elettronici alla frontiera orientale per fermare i poveri. Titoli diversi per i telegiornali della RAI, titoli diversi sui principali quotidiani. Benvenuti all'edicola del TG3. Cominciamo subito a darci un quadro generale di questa giornata attraverso la prima pagina della Stampa. Editoriale: Aldo Rizzo, fermato l'orologio del terrore. Eccolo qui. A fianco Ghali fugge da Mogadiscio, Sassaiola contro il segretario ONU, barricato nell'ambasciata USA, poi blindato vola a Gibuti. E il commento di Igor Mann: la contestazione di Ghali non ha stupito nessuno, i signori della guerra detestano il segretario dell'ONU che vuole togliere le armi ai loro miliziani. Ancora politica estera, nessuna avventura in Bosnia, Bush e Mitterrand più prudenti, il Papa invoca, Dio salva Sarajevo. Qui a fianco la pagina sportiva, Milan, un altro record, Juve, un pari con fatica, il Toro pareggia Cagliari è terzo, la Fiorentina KO in casa, licenziato Radice. Centropagina, il maltempo, il muro del maltempo divide l'Italia in due, 2000 passeggeri soccorsi sui convogli bloccati, emergenza in Puglia, al nord vento, gelo e incendi. Qui a fianco ancora la Malfa e il condono. Chi ha rubato deve pagare, nuova legge sul finanziamento dei partiti, intervengono la Malfa e Vizzini, il segretario del PRI dice sì, ma chi ha rubato deve pagare. E in fondo alla pagina una notizia che riguarda Pavarotti fischiato a Düsseldorf in 14.000 contro il tenore che diserta la cena di gala e parte per Honolulu, una stecca alla grande nel concerto di Capodanno. Il tenore italiano è scivolato più volte sul do di petto, suscitando irritazione e sconcerto fra gli spettatori che per assistere allo spettacolo avevano pagato 400 marchi, circa 400.000 lire. Corriere della Sera, in alto solo l'Italia, il contrario di quello che avevamo visto sulla Stampa. Tangenti, titolo: intervista a Sbardella, accuso la legge, assolvo i politici. Sulla sanatoria, scontro tra i partiti e a fianco bufere di neve e dramma, emergenza al sud, migliaia bloccati sui treni. Centropagina, il presidente USA a Parigi, dopo la storica firma di Mosca, rinviato l'intervento armato. Bosnia, Mitterrand frena Bush. A Mogadiscio Boutros Ghali, contestato dalla folla, batte in ritirata. E qui a fianco Fiorentina nel caos, Radice licenziato dai ciechi d'oro, un provvedimento singolare, Juventus contestata dopo il difficoltoso pareggio con il Parma. Ma adesso torniamo a Mosca e vediamo una scheda del TG1 su questo accordo firmato da Bush e Yeltsin, e poi per il TG2 un profilo di Bush alla fine della sua presidenza. È iniziato il conto alla rovescia per la distruzione del più grande arsenale mai messo insieme nella storia. Terminerà, se tutto va bene, fra 10 anni, quando le testate nucleari americane, oggi 12.600, si ridurranno a 3.500 e di quelle russe, attualmente 11.000, ne resteranno 3.000. Spariranno, ed è la novità più importante, i missili terrestri a testata multipla, così potenti da non dare possibilità di replica al nemico. Per evitare una simile eventualità, gli alti comandi per anni hanno pensato che ci fosse una sola strada: attaccare per primi. Come sappiamo, nessuno ha osato provarci. George Bush ha voluto organizzarsi un congedo che fosse all'altezza dei suoi 4 anni di presidenza. Era un suo diritto e non solo formale, perché è ancora il presidente. Questo diritto gli è stato riconosciuto dal suo successore Bill Clinton, senza il cui consenso non avrebbe potuto firmare un trattato così impegnativo per il futuro degli Stati Uniti come lo START 2. Durante la presidenza di Bush è cambiata la fisionomia politica del pianeta. La fine della guerra fredda ha mutato il ruolo degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite. Bush
Si è mostrato profondamente consapevole di questo cambiamento. La sua visita alle truppe americane in Somalia, come avvenne durante la guerra del Golfo, significa la piena assunzione delle responsabilità che oggi competono all'unica superpotenza e all'ONU, perché il diritto internazionale e i diritti dei popoli vengano rispettati. Non tutto quello che poteva essere fatto è stato coerentemente fatto, basti pensare all'iniziale appoggio americano alla Serbia. Ma la direzione indicata da Bush è quella che rimane come un'eredità, un'ipoteca a Bill Clinton. Al vertice di Mosca tutti si sono dimenticati di un protagonista e ce lo ricorda Giulietto Tesi. Il servizio sta per partire. Ha ricordato Gorbaciov che quest'opera cominciò e che fu il primo a dire, tra l'ironia di molti, che il 2000 avrebbe potuto aprirsi senza armi nucleari. Che non l'abbia fatto Yeltsin si può capire, ma il silenzio di Bush è stata una caduta di stile. Non rischiava niente, non gli ha neppure telefonato. Torniamo ai giornali, il Messaggero, l'incubo nucleare è finito, comincia il complesso lavoro per smantellare i sofisticati apparati in America e Russia. E il titolo del commento, Giuseppe Columba, adesso per l'ONU un ruolo nuovo, l'accordo di Mosca potrà avere davvero il suo pieno significato solo se da esso l'ONU riuscirà ad emergere come quel gendarme della pace mondiale che l'attuale disordine richiede. Non è un ruolo facile, come dimostrano anche le sassate che hanno accolto Boutros Ghali a Mogadiscio. Il giorno, sassate a Mogadiscio per il segretario ONU, brevissima e movimentata la visita di Boutros Ghali, contestazione di 1 migliaio di dimostranti. Oggi comincia la conferenza di conciliazione. A centropagina ancora Yeltsin e Bush, atomiche in naftalina, firmato lo storico accordo sulle armi strategiche. Il Mattino, un brindisi al disarmo, firmato a Mosca il trattato, l'addio di Bush, Yeltsin affronta gli oppositori e il Mattino ci ricorda il Papa sabato ad Assisi a pregare per la pace. A centropagina ancora vedete le sassate, Mogadiscio, sassate per Ghali, bandiera dell'ONU strappata dai sostenitori di Aidid. E adesso andiamo a vedere quello che è successo a Mogadiscio con i TG3 con Ilaria Alpi. Un benvenuto non proprio caloroso, quello tributato al segretario delle Nazioni Unite, Boutros Ghali. A Mogadiscio, di fronte alla sede dell'ONU, la folla inferocita è sfilata per ore, mentre Ghali era prigioniero all'interno dell'edificio. Cancellati tutti i precedenti programmi, compresa la conferenza stampa. Boutros Ghali è inviso qui in Somalia. Sono i Bantu a protestare, l'etnia africana. Accusano il Cairo di aver appoggiato quella araba, i Darod, per tutta la presidenza Barre, quando Ghali era ministro di Stato per gli affari esteri. Un settimanale, Il Mondo, nuovi imprenditori italiani, 300 che sfidano la crisi, città per città, nell'industria, nei servizi, nella finanza e nel richiamo. CGIL, CISL-UIL fuori dagli enti per la questione morale. E questione morale è anche il tema di fondo dell'editoriale del giornale, partiti e colpi di spugna, il trucco c'è e si vede. Federico Orlando comincia così: al 3° anno di giurisprudenza ci insegnarono che quando la legge nuova è più favorevole al reo della legge vecchia, le nuove norme si applicano anche ai reati commessi quando vigeva la vecchia legge. Ci spiegarono che questo è uno dei fondamentali e più alti principi del diritto penale e non abbiamo mai avuto modo di dubitarne fino a quando in questi giorni ci è parso che potesse servire all'impunità di chi ci ha governato fregandoci e vorrebbe continuare a farlo. L'editoriale di Federico Orlando finisce così: se non vuole buttare benzina sul fuoco, quella parte della classe politica che si è compromessa con le tangenti se ne deve andare a casa, restituendo alla collettività l'illecito arricchimento personale, che è l'altra faccia dell'illecito finanziamento dei partiti. Altrimenti l'inchiesta parlamentare di Martinazzoli diventerebbe inquisizione generale e a nessuno sarebbe possibile fermarla chiudendo la bocca al Matteotti di turno. Il titolo principale del giornale è la giornata storica di Mosca, 2 firme per la pace, e poi a centropagina Milan un altro record e Firenze esonera Radice. Il Tempo, Mario Caccavale, l'editoriale, se bastasse la parola per farci risorgere, ed è
incentrato sul messaggio di fine d'anno del Capo dello Stato. L'Italia risorgerà, dice Scalfaro. Questa esortazione fa nascere molti interrogativi. Quando risorgerà e come? Come moderna democrazia occidentale, come società industriale avanzata o come appendice latinoamericana di un'Europa che procede con un'altra marcia rispetto a quella nostra di oggi, o risorgerà come Polonia del Mediterraneo? E poi il Tempo, vedete, grande risalto a questa Tangentopoli alla tedesca. Möllemann, ministro dell'economia, aveva raccomandato la ditta di mio cugino. Il piccolo scandalo induce alle dimissioni il vice di Kohl. Forse c'è un riferimento implicito all'istituto delle dimissioni in questa scelta del Tempo, istituto che in Italia, lo sappiamo bene, è assai poco praticato. Restiamo in Germania adesso, Germania dove è stata, come dire, eretta una bandiera elettronica per tenere lontani i polacchi poveri, per impedir loro di entrare in Germania, e questo avvenimento ha provocato queste considerazioni nel direttore del TG3. 50 anni fa, vigilia di Befana del 1943, proprio in una serata romana fredda come questa, per la prima volta mio padre mi chiamò per leggermi un articolo dell'Osservatore Romano, il giornale dei preti, come lo chiamava lui. Mentre leggeva lo vedevo commuoversi. Il giornale dei preti spiegava infatti che a Stalingrado il potente esercito nazista non era passato. Inizia un'epoca nuova, mi disse mio padre, e poi aggiunse: tra 50 anni vedrai, ne sono certo, tu vivrai in un mondo felice. È passato il mezzo secolo, è passato, ma la storia è stata impietosa. Ed oggi, proprio oggi, dalla revisione tedesca ho appreso che un muro elettronico si sta costruendo ai confini tra la Germania e la Polonia. Un muro per impedire ai poveri polacchi, ai polacchi in cerca di libertà dalla fame, di entrare nella ricca, opulenta Germania. Nessuno, proprio nessuno, cari telespettatori, ne sono certo, a Berlino sta celebrando la vittoria dei russi a Stalingrado. Ancora un quadro d'insieme di questa giornata con l'unità. Il titolo principale: USA e Francia imporremo la pace a Belgrado se fallisce il vertice di Ginevra. Bush e Mitterrand interverranno, questo è il titolo principale. Da fianco Italia sotto zero, 3 morti per la neve, è emergenza. A fianco ancora è sempre Super Milan. La Fiorentina perde, esonerato Radice. Scendiamo, uccide i 2 figli, spara alla moglie, si toglie la vita, la tragedia che è avvenuta a Cagliari. Somalia, sassate contro Gali, e poi qui sotto si dimette il vice di Collo, abbiamo visto prima in apertura sul Tempo, tornando ancora verso sinistra, firmato lo Start 2, Yeltsin, la Russia non ha ceduto e non si è indebolita. Abbiamo visto che l'Unità, come altri giornali, apre con giornali e telegiornali, apre con l'Italia sotto zero. Andiamo a vedere un episodio di questa dura giornata di ieri, un episodio ricavato dal TG5. Strade bloccate, mezzi di soccorso quasi fermi. In Puglia la speranza di essere liberati dalle case isolate dalla neve è affidata solo agli elicotteri. Mezzi in gran parte provenienti dall'Abruzzo. La protezione civile pugliese non si è mai attrezzata contro una simile offensiva del freddo. Oggi gli elicotteri sono stati impegnati in veri e propri ponti aerei, soprattutto nelle province di Foggia e Bari. In una masseria, una grande casa di campagna ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, erano rimaste imprigionate dalla neve e dal gelo 29 persone, con 11 bambini e 4 donne incinte. Intorno una distesa di neve alta 1 metro. Solo l'arrivo degli elicotteri della protezione civile provenienti da Pescara ha permesso loro di raggiungere Bari. Gli 11 bambini sono stati ricoverati al Policlinico con alcuni giorni di prognosi. Siamo alla fine dell'edicola. Io vi lascio con un servizio ricavato dal TG3 pomeriggio e che riguarda un processo alle streghe, una rievocazione che chissà quanto può valere anche oggi, è realizzato in una valle straordinariamente bella, la Val di Fiemme. Grazie, arrivederci.
Nel buio della notte ecco il fuoco del rogo su cui bruciano le 5 streghe della Val di Fiemme, anno domini 1505, rievocazione del 1993. Tutto secondo copione in questa ricostruzione scenica ad uso dei turisti di una pagina di storia medievale. Nulla di nuovo nell'uomo messo alla gogna per pregiudizi ed intolleranza, né le streghe portate a forza davanti al tribunale, con il popolo che segue il corteo con faccia tracolla e tanta rabbia in corpo verso chi è diverso. Nulla di nuovo nemmeno nella sentenza. Le streghe sono streghe e la pallina è necessariamente nera, quella della colpevolezza. A rogo dunque, mediante sentenza proclamata con tono solenne. Siete state condannate e giudicate. Dovete morire per combustione per mezzo dello fuoco. Al rogo per purificare le coscienze, quelle di chi non accetta che arrivi il nuovo. Il fuoco illumina la notte ma non cancella il buio, né quello medievale né quello dell'intolleranza di ogni altra epoca.